Giochiamo alfiere 3. No? Piccolo dettaglio, no? Ma what? Va bene, alfiere per C5. Come fa a regalare un pedone così? Buongiorno a tutti, lanciamo una sfida a 10 minuti e vediamo chi accetta. 2300 all'account, ok, un greco 2400, abbiamo il bianco, quindi cariamo sempre il bianco. Ok, 4, ci ha fatto la francese. Cosa facciamo contro la francese? Facciamo la variante di spinta. Ok, vediamo se gioca bene. C5, C3, ora farò cavallo F3. Vediamo se gioca alfiere di 7 come consigliamo nel corso. Ok, alfiere di 7. Ok, giochiamo... Non so se giocare alfiere di 2, alfiere di 3. Variante di gioco. Giochiamo l'alfiere... sto pensando... Di gioco... Il gioco alfiere 2. Gioco veramente con alfiere 2, vediamo cosa ci fa lui. Ok, ha fatto F6 velocemente. Di solito non si gioca F6 così veloce, ok, arrocchiamo. Cavallo per E5. D per E5. G6. Va bene. Ok, vorrà giocare, presumo, alfiere G7. Ok, posso giocare F4, cavallo di 2, F3, posso giocare cavallo di F3, noi giochiamo F4. Voglio vedere dove vuole andare a parare, che non ho capito bene ancora. Potrei giocare alfiere 3 ora? Giochiamo alfiere 3, no? Piccolo dettaglio, no? Ma, what? Va bene, alfiere per C5. Come fa a regalare un pedone così? O forse non l'ha visto, non lo so. Spero che non l'abbia visto, eh. Che non so se... è più grave, sarebbe più grave... È più grave non aver visto che il pedone era in presa o lasciarlo apposta. Perché secondo me è più grave lasciarlo apposta. Va bene, cavallo B3. Cioè almeno non l'ha visto, no? È stato un errore di calcolo. Lasciare il pedone lì apposta, vuol dire... Va bene, vuole cambiare l'alfiere, ma... Anche se lo cambia non dovrebbe essere molto utile. Che ora posso iniziare a fare... Ok, cavallo di 4 no. Posso giocare forse alfiere G4 e fare pressione su E6, ma forse mi conviene giocare prima donna di 3, no? Gioco donna di 3, così poi potrò fare cavallo di 4. I conti tornano. Va bene. Però posso mettere alfiere in D6, no? Non è male. Posso mettere alfiere in D6, mi darà scacco, giocherò cavallo di 4. Ma non voglio nemmeno che mi faccia in realtà... Posso anche prendere e mettere il cavallo in D4. Forse prendo, mi sbarazzo, poi metto il cavallo in D4, forse è la cosa migliore. Poi metto il cavallo in D4, è la coppia degli alfieri, ma con questa debolezza in E6 non so bene a cosa gli serva. Poi metterò l'alfiere qui, la donna in H3. In qua il nero sembra oppresso, no? Va bene, alfiere... Abbiamo detto alfiere G4, no? Facciamo alfiere G4. Io non so cosa si inventerà ora. Forse donna V6, ok. Ora qua secondo me una bella mossa potrebbe essere H4. Facciamo H4 e fare H5 sarebbe devastante, gli attacchiamo la debolezza. E che usiamo il nostro 4 contro 3 nell'ala di re, no? Ok, adesso vuole giocare alfiere D5, no? Perché il cavallo è inchiodato, sta attaccando B2, faccio B3, alfiere D5, quindi gioco donna D2. Ok, e farò re H2. G3, gioco re H2, G3, alfiere H3 se me lo attacca. E se me lo attacca poi diventerà molto debole il pedone in G6. Va bene, ora sposto il re e faccio H5. Spostiamo il re,
H5 non la voglio fare ancora, voglio fare G3 io. E poi voglio raddoppiare le torri. Magari in F3 anche la voglio mettere, per evitare trucchi. Mi sarebbe piaciuto mettere la donna in H3, ma sarà per un altro giorno. G3, alfiere H3, torre F2. Metto i pezzi in tutte le migliori caselle. Va bene, ora vorrei evitare trucchi. Quindi non mi dispiace G3. G3 è una mossa che non mi dispiace. Che brutta posizione che è il nero. G3, no? Perché su G5 prendo. G3. Ah no, che stupido, alfiere per E5. Mi sono perso alfiere per E5. Questo è stato un errore. Era partita completamente vinta con torre F3. È vero, dovevo difendere la torre, però... Ok, dai, magari così si riavviva un po' la partita. Va bene, ho sbagliato, ho sbagliato. Bisogna prendere atto che in questo gioco si sbaglia. Ho sbagliato. Va bene. Senza continueremo a lottare. Una posizione vinta è una posizione solo un po' vantaggiosa, alla debolezza in E6. Non bisogna impazzire ora dovrà perdere l'alfiere. Incredibile, no? Che era una partita completamente vinta, gli sono beccato un'inchiodatura, torre F3 ed era vinta. Ok, ci perdi 4. Vabbè, questa posizione è pur sempre disastrosa per il nero, secondo me. Iniziamo a giocare per esempio, per giocare torre F3, no? Per mettere qua, per giocare anche torre E5. Giochiamo torre F3, alfiere buono contro alfiere cattivo, potrei giocare torre 3 o torre C3 se serve, è sempre una posizione pessima. Ecco, qua bisogna dimostrare di essere dei veri giocatori, no? Quando si fanno queste sviste non bisogna perdersi d'animo e bisogna portare a casa la partita. Ora massima concentrazione. Il problema è che uno parla, ride, no? E pensa di aver già vinto, e si sono dimenticato dell'inchiodatura, bam, alfiere per E5. Meno male che non ha avuto conseguenze catastrofiche. Magari ho perso un punto, mezzo punto, no? Magari non vinco, magari perdo, magari patto. Per avere questo pedone che li dominava, l'alfiere non faceva nulla. Cioè una mossa da 2 punti di domanda ho fatto. Va bene, a questo punto posso giocare torre 3, no? Perché no? Continua la pressione. Per giocare poi A3, torre C1. Ora qua il tempo dei giochi è finito. Ora siamo davvero in guerra. Posso fare A3, D4, torre C3, torre per F4 ho fatto. Non mi aspettavo questo sacrificio. Che strano. Torre per F4. Vediamo. Allora, se prendo in F4, donna per F4, ora H3, l'unica mossa decente sarebbe H5, no? Se gioco donna G2, H per G4, donna per G4, lì mi farebbe E5. F4, donna per F4, e se vado in H1, prendo in G4, ok, bisogna concentrarsi, che potrei prendere in E6, torre per E6, alfiere per E6, torre per H4, un problema. Ok, se prendo in F4, donna per F4, re H3, diciamo che gioca H5, e diciamo gioca H5 lì, il mio re avrebbe poche caselle, però la partita si fa interessante. Se prendo in E6 mi gioca l'alfiere per E6,
per giocare donna E2, per G4, Re G2, H3, E2, giocare torre GS4 e prendiamo la torre, donna per F4, bene, Re H3, H5, over Re H5, a questo punto donna G2, E5 sarebbe il problema con l'inchiodatura, H5, e se prendo in H5 cosa fa? E5 scacco, Re G2, Re H2, H5, prendo in H5, G per H5 e donna G3, Re H2, H5, per H5, su E5, Re G2, G per H5 e donna G3 e vinco, Re H3 vince. Perché su H5 prendo e poi gli farò la scoperta, è che la giustizia non può essere dalla sua parte. Non è fece, ok, ora vado indietro, tipo in G2, e qua devo vincere, su G per H5, torre G3, e poi entro in un finale vinto. È che obiettivamente, cioè qua su internet bisogna essere politically correct, no? Fare sempre i complimenti all'avversario, ma qua obiettivamente secondo me lui ha giocato male e non merita di vincere. Allora vediamo, ok, qua ha giocato in questo modo, D per E3, allora potrei giocare torre D3, non l'avevo visto, donna per D2, torre per D2, torre per E1, alfiere F3, giochiamo così per semplificare. Ok? Ora potrei prendere in G6 anche, stiamo meglio alla fine. Potrei prendere in G6 o giocare alfiere F3. Prendiamo in G6. No, dicevo che qua un pedone in meno è il finale senza problemi. Vediamo se riusciamo a vincere. No, qua dicevo che bisognerebbe essere politically correct, ma obiettivamente questo è un avversario che ha giocato come un cane, ha giocato malissimo e secondo me non merita nemmeno la patta. E ovviamente forse non sono in condizioni di batterlo, ma dovrò fare di tutto per vincere, anche se sarà difficile, sarà un'impresa ardua, non posso vincere qua, vediamo, devo fare di tutto, perché ha dato un pedone così, e quindi non posso permettere di nuovo il re più attivo, lo so che ha due pedoni in più, ma questi pedoni dovrebbero cadere, no? Rischio calcolato, prendo in D5, poi prendo in D4, il re meglio del suo. No, obiettivamente fantascienza questo, non posso mai vincere qua. Nessun giocatore sano di mente penserebbe di vincere qua, ma devo provarci lo stesso. Il re più attivo. Magari perdo a forza di giocare per vincere. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Perché non posso fare patta con uno che gioca così. Minuto contro 5, ma ok, ora potrei prendere di 4, ma se attivi il re giocherò, se gioco il re di 4, re C. Dicevo, se c'è un po' di giustizia divina deve vincere il bianco, vediamo, non c'è giustizia divina negli scacchi, ma ok, ora vado in D6 per attivarmi e vogliamo vedere se si riesce a fare qualcosa. Vediamo se si spaventa. Sto giocando, sto bluffando completamente, cioè sto facendo una follia, ma
ma anche lui ha bleffato totalmente, la partita persa, perché bisogna sempre essere seri, no? Cioè, anche noi possiamo bleffare. Va bene, giochiamo alfiere di 7, o finale di torre. Il re più attivo, il rischio è sempre 0. Va bene, ora prendo in C6, e ora iniziano a essere chance di vincere, perché il re è meglio del suo. Effettivamente non si può vincere, ma si cercherà di fare di tutto per C6 e per C6. E che ha giocato malissimo, cioè come posso dargli la patta? Devo giocare per vincere bluffando. Cioè, completamente vinta la partita verso il pedonino 5. Ora devo raddrizzare le cose, anche a costo di sbagliare. Per fortuna si stanno raddrizzando, che ora posso prendere in D4, oppure potrei prendere in D4, oppure inizio a spingere, no, la mia maggioranza, forse ancora meglio, perché poi andrò a catturare A6, no? Ho bisogno di vincere la corsa di pedoni. Ora gioco torre per D4, molto bene, su re 5 prendo, su torre qui A4, non so se si vince o no, ma devo provarci, non ho scelta. Va bene, a questo punto il suo re è attivo. Se gioco A4, cosa mi fa su A4? Bella domanda. Su torre F2 prendo e paro gli scacchi. Ok? Ma come fa a salvarsi qua? B5? Non si salva più, amico. Non ti salverai. Su torre 4 re per D5. No, no, no. Non ti salvi, paro gli scacchi. Game over. Qua vedremo come vince. Qua nel libro sui finali di torri è spiegato come vincere questo finale. Vediamo se lo riesco a vincere in 20 secondi. Ok. E la Dea Giustizia ha riportato la partita sui binari corretti. Ok, tagliamo fuori di più il suo re, mettiamo la torre in D2, sposteremo il re per avanzare il pedone. Dipende anche da dove mette la sua torre, a 3 minuti, ma non può fare nulla. Ok, ho messo qua la torre. Ok, ora iniziamo la manovra del ponte. Questa è la manovra del ponte di Lucena. Ok, così. Ora anche torre A4 vince, se me la fa giocare. Torre A4 vince. Poi era A7 e vado a donna. Game over. Può fare nulla. Ok. Bene, vediamo se riusciamo a dare questo matto con così poco. No, stavo lasciando la torre in presa. Ok, vediamo se riusciamo a dare matto in tempo. Matto. Con 3 secondi. Quindi c'è una cosa assurda questa partita. Una cosa assurda. Vediamo. Non mi è piaciuta. Vediamo se si può fare l'analisi. Perché. Va bene. No, spero di non aver peccato di superbia, di ibris. Probabilmente, ma. Poteva andare male, avrei dovuto giocare per la patta, ma poi uno si arrabbia anche, no? Quando la partita vinta. Penso che chi gioca su internet mi capisce che certe volte, ok, qua ho preso, questa dovrebbe essere completamente vinta, no? Alfiere G4, proprio un massacro tecnico, donna di 2, re H2, qua basta fare torre F3, no? Torre F3, che era quello che volevo fare prima, non ci sono più trucchi, che la torre è difesa 4 volte, torre qua, G3, torre F2, poi manovre, poi pian piano preparerò H5, e questo è l'inferno per il nero. Invece ho giocato G3 e tutto il mio vantaggio crolla, e qua ho giocato in questo modo, e forse devo giocare un'altra mossa, e qua sono andato in T, mi ha fatto torre per F4, ho detto rimaniamo concentrato, ma non sono riuscito a rimanere concentrato veramente, e qua non so cosa poteva fare, forse
E che qua vedo solo la barra, dice più 2,50, ma ero ormai allibito da come dalla piega che stavano prendendo gli eventi. Non so se forse no, prendere no, perché prende tutto, no? Non, io ho preso, che è una mossa corretta, re H3, H5, ne ho giocato, e poi uno si arrabbia anche perché, non so, vabbè, qua alfiere per H5 dice che è sbagliata, alfiere per H5 è pari, e quale sarebbe la mossa giusta? Alfiere per E6? Alfiere per E6 nemmeno, no? Perché prendi in E6, qua non sono riuscito a trovare la mossa giusta, qual era? Perché qua il motore dice che il bianco ha partita completamente vinta. Donna G2, Donna G2 perde, no? Come dicevo, H per G4, Donna per G4 e D5. E qual è la mossa allora? Torre 2, no? Perché prende, che non la vedo. Ah! No, torre G1, no, che prende in G4, e che c'è una mossa che non riesco ancora a vedere. C'è una mossa che mi sta sfuggendo. Ah, no, non sarà Re G2, no, non sarà Re G2, no? No, non è nemmeno Re G2. Che non so come si faccia a mettere il motore nell'analisi. Donna di 1 nemmeno. Questa è una questione di candidate, mi sono perso. Allora, quindi, vediamo un attimo. Il motore dice che è più 2,50. E come fa a essere... Come si fa a fare l'analisi? È che non uso molto... chess.com e quindi non capisco. Vediamo se riesco a fare l'analisi, perché non me lo dice, e che non trovo la mossa, che normalmente ho perso il filo totalmente, no? Che non... che stupido, alfiere di 1 deve essere alfiere di 1, no? O meglio in F3. Alfiere F3 è la mossa che vince. Che stupido, mi attacca l'alfiere e lo sposto, che per qualche ragione ho pensato che non potevo abbandonare la diagonale, gli ho creduto e mantengo la torre in più, no? E se mi fa E per D5, come in partita con l'alfiere in F3 anziché in H5, le cose dovrebbero essere diverse. Il bianco deve vincere, ma come? Forse con torre per E7. Donna per D2, torre 2, non ho l'alfiere in presa, tutti i pezzi si difendono reciprocamente, poi il bianco vince, minaccia matto. Questa era la combinazione che non ho visto, mi dispiace. Errare umano, e alfiere per H5, e ero arrabbiatissimo. Detto che ha giocato malissimo e si ritrova in questa combinazione per fortuna, no? Che non aveva previsto niente di tutto questo, ha perso il pedone in C5, qua si ritrova, ma questa posizione è pari, no? E qua inizio, qua ok, ovviamente se potevo prendere in D5 era subito pari, ma ecco, ho giocato in modo un po' speculativo, e qua in realtà non penso di rischiare mai di perdere, che sono troppo attivo, di essere sempre pari. Ecco qua, secondo me doveva prendere, no? Era meglio prendere, perché gioca così, prendo subito, non ha senso. Forse è ancora tenibile, ma è difficile, perché ora tutti i pedoni sono... Io spingo i miei pedoni, ho il re più attivo e l'attività del re nel finale. Ecco, ormai è vinta, c'erano pochi secondi, ma il ponte di Lucena, no? Quindi chi non sa questo finale, consiglio di prendere il libro sui finali di torri. Poi qua avevamo 11 secondi, qua stavo per lasciare la torre in presa per la pre-move, e vabbè, qua 9 secondi, passo, per adesso l'ultima traversa e poi è facile. Uff, partita terribile. Speriamo di giocare meglio nelle prossime. Alla prossima!